E quindi sarei un bugiardo se vi dicessi che tutto questo non mi è mancato. Non farò più un video al giorno, farò un video ogni settimana. Vi porterò al lavoro con me, vi porterò sui set dei video che andremo a girare e ogni tanto vi includerò nella mia vita privata, quando la Jenny me lo permetterà. Quindi si ricomincia e ogni lunedì io atterrerò non più sul mio profilo privato di Facebook, ma su YouTube. Bene, ci sarà da divertirsi un sacco. Ho appena finito di registrare una puntata del Movie Bar e io ogni volta mi sorprendo della qualità delle persone che esiste. Ho appena chiacchierato con Augusta Longone di Pasticcia Cupcakeria. Sembrava che ci conoscessimo da una vita. Lei lavora a Salerno, ha una pasticceria e quant'altro, e che figata. Io sono veramente fiero del progetto Movie Bar, veramente fiero, anzi adesso ve ne parlo un pochettino. Dire che io sia un fan sfegatato delle emozioni penso che non sia una novità. Un luogo di incontro, un punto di ritrovo dove da tutta Italia facciamo in qualche modo raccontare alle persone come ogni giorno loro si mangiano la vita, come ogni giorno loro lottano per andare a esaudire i loro sogni. Questo è Movie Bar e se non lo conoscete seguitelo sul nostro canale YouTube Movie Lab. Io mi ero già illuso di una giornata di lavoro perfetta direttamente da casa. Rimango in pantaloni di tuta e ho dimenticato l'alimentatore Movie e quindi vado in Movie. Finalmente Gianni abbiamo il progetto della vita da fare, ovvero le pulizie ai Movie. Dai! Bimbo, il potere dello Swiffer. Questo è un panno umidiccio e profumatissimo, quindi il nostro studio diventerà umidiccio e profumatissimo. Passa. Ti senti un po' Dottor Octopus? Grazie. Prego. Ed ora, dulcis in fundo, il mocio. Allora, qua. Lui, nella tradizione veneta, viene definito pizza impressa. Ha passato l'aspirapolvere in 30 secondi? No, 3 minuti. E c'è vita ovunque. Voglio uccidere delle famiglie di polvere, poverine. Polverine volevi dire? Possiamo tornare a fare qualcosa che serve davvero? Tipo Capirai quanto questa cosa è utile quando vedrai sul volto di Sara un gran sorriso perché è fiera delle pulizie. E se io ti dicessi che il nostro ufficio profuma di Lisoform e a mucchina al limone? Oddio, veramente? Avete pulito? Hai pulito? Chi ha pulito? Io e Gianni. Che bravi! E quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a mangiare lavorando. Mannaggia me. E oggi bocconcini di manzo, carote, piselli e riso nero Venere. Ma da 1 a 100 quant'è che sei felice di lavorare con me? Da 1 a 100 per te? 101? Fatto! È finita una giornata. La mia prima giornata di nuovo con la telecamera in mano. Basta. A domani. Ripresa serale. Mi è venuta Jenny, mi è venuta. Scusami. No, di nuovo. Che cosa? Si ricomincia, Jenny? Sì. Oggi è venerdì. Sono in Movie. Sto giocando con gli hard disk. Sto prendendo tutti i file di tutti i lavori del 2020 per appunto il backup del 2020. E hola signori, è venerdì, come vi ho detto sono in Movie da solo fisicamente, ma informaticamente sono stato raggiunto da tutto il resto del team, o quasi. Bene, quindi sono arrivati dei pacchetti. E questa è una super ciabatta, un'altra ciabatta. Zac. Dai, ti prego. Zac. Avevo bisogno di fare un po' di ordine con tutte le prese che devo tirare in studio e quindi ho preso questa cosina qua. Quindi sono prese USB e tutta una bella serie di prese. Sono 3, 6, 9, 12 prese.
Oppala dai. Undo. Il sistema Echo Dot anche in ufficio. Quindi la missione di oggi sarà prendere tutto questo casino qua, ok? Tutto brutto, e renderlo ordinato. Passaggio numero 2. Mi sono portato con me 2 prese intelligenti che sono compatibili col sistema Alexa. Quindi che cosa farò? Ne metterò una su questa luce qua che mi serve per i set del movie bar e una qui sotto dove c'è tutto l'ambaradan di tutte le luci della libreria colorate. Ok? Procediamo. Per finire montiamo lui, ok? Che sarà in qualche modo un po' il cervello, l'unico probabilmente all'interno di Movie funzionante, che gestirà l'accensione di tutto quanto lo studio in fase di registrazione e non. Ok, vamonos. Questo è l'ultimo modello di Echo Dot. A casa ho quello a ciambellina. Questo invece è il modello Sfera Poké. Alexa, accendi studio. Vada boom, perfetto, boom, boom, e siamo super operativi. Se Luca vede tutto questo mi ammazza, quindi Luke, metto a posto, giuro, adesso sistemo tutto, che diventerà una figata, giuro. Questo è uno dei momenti in cui sono molto felice di avere il mio collega che mi abita al piano di sotto, perché quando si sbrocca male in 2. Sabato lavorativo. Balletto dinamico. Balletto Mi sento come un bambino il giorno di Natale che aspetta Babbo Natale vicino al camino. Io non ho un camino, non è Natale e sto aspettando il corriere. Però la sensazione è la stessa. È arrivato come un bambino il giorno di Natale. Gli unboxing, quelli seri, vanno fatti in posti seri. Oh yes, è arrivato. È arrivato il Ronin S2, il nuovo gimbal di casa DJI. Ho preso la versione Pro Combo, quindi quella completa. Intanto la valigetta è qualcosa di incredibile ed è composta da una prima parte superiore, l'avete visto recensire un sacco di volte, ok? Qui ci sono tutti i vari contenutini, cavi, cavini, cavetti. Ragazzi, è magnifico. Guardate con che ordine è stato disposto dentro tutto quanto. Ma è proprio... E dopo, nell'altra tasca, lui che è meraviglioso. Ma io non vedo l'ora di provare tutta la parte dello schermo, tutta la parte di controllo. Magnifico! Ore 6:30 di mattina di lunedì 11 gennaio e oggi ufficialmente si conclude la mia prima settimana e ufficialmente inizia la mia seconda settimana di videoblog. È meraviglioso essere tornati, è meraviglioso potervi portare con me attraverso questa meraviglia qui, che bello! E devo prendere mano, devo capire un attimino meglio tutto quello che è il setting, capire come raccontarvi le cose, voglio trovare il ritmo giusto per far sì che voi possiate immergervi con me in quello che è la mia vita, che questo 2021 sia una bomba per tutti.